animista. Animista vuol dire dare un'anima ai fenomeni della natura. Perché vengono 200.000 persone tutta la Sicilia per questa festa? Perché il 15 di agosto, da 4.000 anni, in Sicilia si producono le fascine, cioè da quando si coltiva il grano, in tutta l'operazione di lavorazione del grano, il 15 di agosto si arriva a produzione delle fascine. Perché si producono le fascine? Perché il fumo prodotto dalle fascine catalizzava la corrosione. Ovviamente tutto questo fumo nero che si sprigionava da queste fascine si scontrava con le nuvole che produceva la pioggia. Quindi questa manifestazione che noi facciamo il 15 che è dedicata alla vara, che se voi la guardate è sempre una immagine animista, perché nella vara c'era pensato il sole, tutte le immagini della vara sono immagini animiste. Quindi queste 200.000 persone che vengono a Messina non vengono perché è un'esaltazione del culto, queste 200.000 persone vengono perché fondamentalmente il popolo siciliano è ancora animista, cioè loro vanno alla vara perché quella madonnuzza che c'è là sopra non rappresenta come dicono loro, la morte della Madonna che sta dal cielo, perché se andate a guardare bene quella rappresentazione è un uomo barbuto che tiene per un piede una donna, quindi è un razzo, è una fuga, è la solita fuga tra Vulcano e Cole. Quindi questa vara rappresenta la maternità, cioè è quello che rappresenta dai bambini. In questo fenomeno della maternità si identificano i siciliani, cioè la mamma che va a vedere la vara, la va a guardare perché quella madonnuzza là sopra rappresenta il fenomeno della maternità. Il fenomeno che ancora oggi molti temono, ma ancora oggi quando uno sta per avere un figlio ha paura di andare su all'ospedale, anche se sa che siamo ormai nel 2012, c'è sempre una paura, una cosa. Quella paura si risolve nella speranza animista che ci sia un'anima in quel fenomeno della nascita che la porta a seguire la vara. Non so se sono stato chiaro alla spiegazione, però questa è un'interpretazione dell'animismo che è una religione sul pianeta, l'animismo, ed è dare un'anima ai fenomeni della natura. Quindi il sole che sorge ha una sua anima, viene rappresentato come sole, la montagna ha una sua anima, viene rappresentato come montagna. Per questo sulla vara c'è il sole, non c'è un uomo sole come il cristianesimo. Il cristianesimo ha sostituito il sole con l'uomo sole. Continuando a studiare questi ingredienti, arriveremo a capire la storia della Sicilia, perché tutti questi ingredienti nascondono la vera cultura della Sicilia, quindi l'agricoltura, tutti gli eventi storici di cui abbiamo parlato prima. Lo stesso fenomeno che c'è accadani da Sant'Agata. Lo stesso fenomeno di Sant'Agata. Che nasce da una festa pagana, il rito con le vestimete. Che la parola pagana è stata usata dal cristianesimo. La cannalora c'è il passaggio dall'inverno alla primavera, dalla luce alla luce. Il quale che la Chiesa facesse questa operazione di machiaggio, tra l'altro mi ricordo che mi dicevano, non lo so, io non l'ho potuto verificare perché non è il patrono di Messina non era la Madonna della Lettera, ma era Sant'Alberto, San Carlo. Benissimo, grazie alla Città di cui ci fu la vendita delle reliquie. Grazie all'architetto di Vitello per aver ricordato questa cosa che devo dire assolutamente, perché il patrono di Messina è San Placido. Abbiamo, in tutte le città abbiamo più patroni, il massimo Antonio. A Messina abbiamo la femmina, la Madonna della Lettera e il maschio è San Placido. Però, se poi ci pensate un attimo, nessuna famiglia chiama il suo bambino Placido, perché nonostante sia da diverse centinaia di anni padrone della città, nessuno dà il nome perché e lo possiamo dire facilmente perché appena noi diciamo Placido subito ci siamo dati il nome.
vero, lo sapete tutti. Quindi nessun papà, nessuna mamma, ma chiamerà il figlio la figlia, perché immaginano il sessuolo loro figli. Ma che non c'è altro. Sapete questa storia di Placida? È incredibile. L'ha scoperta un prete. Praticamente San Placida è diventato patrono di questa città per un errore storico incredibile. Si racconta che San Placida e i suoi 40 monaci sono stati invitati qua da San Benedetto nel IV secolo per distruggere le opere d'arte non gradite alla Chiesa. C'erano ancora tempi, le statue un po' nude. San Benedetto lo ha mandato in Sicilia, quindi era base e Messina per distruggere tutte le opere d'arte in Sicilia. Un bel giorno Placido e i suoi 40 insieme ai fratelli, avevano una sorella, vengono trovati spiegati. In una notte li spiegano tutti fino all'essere venuto nel posto della chiesa che c'è dietro la apertura. Questo santo viene interamente santificato per il caso diventa il patrono della città, perché stava partendo dalla Messina. Ha chiamato la colpa ai sardi. Quindi noi per 16 secoli circa abbiamo avuto a fare un patrono della città. Nel 1997 il prete della chiesa dei Cavalieri di Malta, dove c'è il pozzo, che ogni anno, il 4 di agosto, l'acqua esce fuori dal pozzo. In quel giorno loro hanno visitato la verità di campagna, fanno vedere che in quel giorno fanno vedere i testi che sono vedere. Questo prete che fa pescare i soldi dal quartiere, dalle voce dal quartiere della vicina, e con questo si stampano un gusto, e questo gusto sapete che scrive il prete. Dobbiamo dire la verità. San Placido non è stato ucciso da gente. Perché Maometto è nato 50 anni dopo la sua morte. E qui non sono stati della gente. Cioè per 1500 anni la Chiesa ha criminalizzato gli arabi, dicendo che erano dentro la testa a San Placido e i suoi 40 fratelli. Chi sarà stato da della testa noi non lo sapremo mai, perché sono passati 500 anni, però quello che viene di Sicilia al ordine di San Benedetto, che deve distruggere tutte le opere d'arte, a chi gli votare la Chiesa? A tutti quelli che hanno le opere d'arte nelle chiese, a tutti quelli che hanno delle opere che devono difendere. Quindi su questo errore madonnale, che anche lo conoscono, se noi andassimo a leggere la storia, avremmo subito visto che San Placido erano 50 anni prima della nascita di Maometto. Ora noi questa concentrazione l'abbiamo fatta anche in pubblico e si è scatenata sulla realtà generale, perché è una cosa incredibile. Come ci fanno stati 25 anni con una situazione? Finalmente la Corte di Messina, avendo capito questa grande stupidaggine, ha deciso di cambiare tanto patrono. Probabilmente ci daranno un altro tanto patrono che è un santo che si occupava di ospedali ed è il santo che c'è ora, la chiesa stanno strutturando vicino alla clinica, prima del dottore, come si chiama, prima della clinica San Camillo, esatto. San Camillo diventerà probabilmente il patrono di questa città e stanno cominciando a nascondere San Placido per costruire San Camillo. Questo è un altro di quelli. Su San Benedetto volevo dire un'altra cosa che è molto importante per capire il sincretismo che viene fatto da secoli. San Benedetto praticamente tutta causa al Papa che distrugge queste opere, ma non solo in Sicilia, in tutti i posti. Quindi in tutte le regioni dove il Papa aveva il suo dominio, mandò delle persone a distruggere le opere d'arte. La prima opera d'arte che distrusse San Benedetto fu sulla collina dove gli americani hanno fatto un bombardamento incredibile durante la seconda guerra mondiale, cioè a Cassino. Sul monte di Cassino c'era un tempio dedicato ad Apollo e la distruzione di San Benedetto cominciò proprio da là. Distrusse il tempio e costruì un grande edificio che diventò l'archivio di tutte le religioni che il papato è riuscito a distruggere. Cioè tutte le opere d'arte che
diciamo scelsero da conservare, erano custodite a Monte Cassino, in quell'edificio gigantesco che gli americani hanno bombardato nella seconda guerra mondiale. Ho adesso è stato ricostruito, io l'ho visitato e vi consiglio di andare a visitare perché è una cosa impressionante. Lì dentro ci sono cose pure dell'Egitto, cioè c'è la religione, dalla religione cristiana fino all'ultima religione inventata dagli uomini. Ed è tutto mescolato, cioè ogni sala c'ha la sua. Questo San Benedetto ovviamente è quello che poi ha dato vita ai benedettini. Tutti i conventi benedettini che abbiamo in giro sono la continuazione di San Benedetto, quindi sono i detentori della cultura e della scienza del Papa. Il convento di San Benedetto di Catania, che è ancora integro, e oggi non si affronta di leggere, oggi anche secondo me veramente questo è il mercatino biologico. È un'opera gigantesca, è una cosa incredibile. Il convento di Benedettini di Catania è un edificio con 4 cortili, ovviamente sarò costruito dove saremo, però è un edificio incredibile. Questo per capire la potenza di questo che è anche stato utilizzato dagli imperatori. I benedettini erano anche utilizzati dagli imperatori per gestire la cultura. Va bene, ora do la parola al maestro Miano. Se volete fare, allora,